Mia mamma è una merda. Quando ero piccolo mi ha fatto le peggio cose. Da piccolo non mi faceva fare niente perché mia mamma era pacifista e quindi sotto casa i bambini facevano la guerra. Chi faceva la guerra con la pistola a piombini, chi faceva la guerra col fucile a piombini, chi ti tirava i piombini. E mia mamma mi mandava a fare la guerra con i bambini sotto casa con l'unica arma che mi era consentita, lo yo-yo. E manco mi ritornava indietro. I cartoni animati non potevo vedere niente. Candy Candy, violento. Remy, violento. Heidi, violento. Solo un cartone potevo vedere. I Barbapapà. E c'avevo 2 videocassette quando ero piccolo. Infilavo la prima e in televisione apparivano i Barbapapà. Infilavo la seconda videocassetta e appariva in televisione mia madre che mi diceva: perché non hai messo i Barbapapà? Poi arriva il carnevale, che è il momento più brutto della mia vita, perché io da piccolo mi volevo vestire da Spider-Man, invece mia mamma a 8 anni mi ha vestito da paggio e mi ha mandato a fare amicizia sotto casa con gli altri bambini, che erano vestiti chi da D'Artagnan, chi era vestito da Zorro, da Superman. Mi si sono avvicinati e mi hanno detto: da che sei vestito? Da paggio. Che cazzo è il paggio? Per me sei Frocio, Frocio tutto il pomeriggio. L'anno successivo ho detto a mia madre: da che mi vesti? Da Pierrot. E mi mette il pigiama bianco di mia zia, mi fa 3 palline di Coluniposca, mi mette al collo la ciambella dei emorroidi di mia nonna, mi fa la faccia bianca, dice: ti faccio la lacrima? No, piango di mio. E mi manda i giardinetti. Appena mi vedono: a Frocio si è fatto pallido. L'anno successivo mia madre dice: c'è la crisi e te devi vestire da povero, che erano i pantaloni di mio nonno, la giacca di mio nonno, il gilet di mio nonno, le mutande di mio nonno. Ah, ma non sto vestito da povero, sto vestito da mio nonno. E mio nonno, allora sono povero. E mi ha mandato ai giardinetti. Appena mi hanno visto: ah, vedi un vecchio Frocio. L'anno successivo dico: ma visto che mi vesti sempre da Frocio, vestimi da Frocio. Non c'è problema, metti i pantaloni fuso fucsia, una camicia a fiori abbottonata sopra l'ombelico a febbraio e mi manda ai giardinetti. Appena mi vedono: a Frocio, quante maschere quest'anno? L'anno successivo mia madre fa: quest'anno li sorprendiamo e te vesti da donna. Sai che sorpresa? E mi mette i tacchi a spillo, le calze a rete, il perizoma, la minigonna, tette finte, camicetta con la scollatura, ciglia finte, rossetto, parrucca e borsetta. Ah, ma ci devo andare per forza i giardinetti? E mi manda ai giardinetti. Appena mi vedono: ah, il Frocio si è operato finalmente. Poi un giorno mia mamma si presenta col costume di Spider-Man. C'avevo 28 anni. Ma non me ne ha fregato un cazzo, sono in giro 4 anni e si da Spider-Man. Tanto che a Roma mi conoscevano tutti: offri un cappuccino a Spider-Man, offri un caffè a Spider-Man, ciao Spider-Man. Poi dopo 4 anni mi sono tolto la maschera, appena mi hanno visto: mica lo sapevo che Spider-Man era Frocio.